Meschinetto l'anatrocco. Tutti lo scacciavano, i fratellini aizzavano il gatto Pisitto contro di lui, la madre non lo voleva vedere, le galline lo beccavano e persino la ragazza del pollaio, quando portava il becchime, lo allontanava con il piede. E spostare cosa brutta! Ma voi direte, e lui non reagiva? Io avrei voluto, ma non potevo. Ma ci siete mai stati voi in un pollaio dove tutti vi odiano e vi picchiano? È come quando fai il servizio militare. O rimani e subisci, altrimenti te ne vai. Infatti il nostro anatroccolo un bel giorno se ne andò. Senza neanche pensarci, volò oltre la siepe. Sorvolò uno stormo di rondi in immigrazione che nel vederlo si spaventarono a tal punto che sbagliarono strada e invece di andare al caldo africano finirono in Norvegia a morire dal freddo. Anche le rondini si sono spaventate. Devo essere proprio brutto, pensò il disgraziato. Chiuse gli occhi e continuò a scappare. Scappando, arrivò nella grande palude delle anitre selvatiche. Era depresso e stanco e restò tutta la notte lì nascosto. Il buio gli sembrava caldo e confortevole e non gli faceva neanche un po' di paura. Ma fece luce troppo presto e le anatre selvatiche, che si erano appena svegliate, scoprirono il nuovo compagno. E tu chi saresti? Buongiorno, io sono il brutto anatroccolo. È che sei brutto già si vede, ma a noi non interessa. L'importante è che non ti sposi con qualcuno della nostra famiglia, hai capito? Era la prima frase un po' gentile che l'anatroccolo avesse mai sentito, perché lui non pensava certo a sposarsi, lui voleva solo avere il permesso di stare fra i giunchi e bere l'acqua della palude. Dopo qualche giorno arrivarono due paperi. Erano molto spavaldi anche perché erano appena usciti dall'uovo. Ciao Ana, ciao, ma lo sai che sei tanto brutto? Ma tanto brutto che ci piaci. Se vieni con me nella palude vicina dove abbiamo la nostra cricchettina, ti presentiamo alcune ragazze nostre amiche, sono delle fischelle carine, un po' selvatiche, ma si ci ammollano, sono proprio disponibili. Vedrai che con la tua bruttezza farai colpo. Erano proprio simpatici. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. 2 colpi di fucile e 2 paperi non c'erano più. L'acqua si fece rossa di sangue, i cacciatori erano appostati ovunque, il fumo azzurrino della polvere da sparo era sospeso sopra la palude. Splash, splash, i cani correvano ringhiando nel fango, abbattevano le canne e piegavano i giunchi. L'anatroccolo col cuore in gola nascose il capo sotto l'ala, ma un cane enorme con gli occhi rossi di rabbia si avvicinò e gli mostrò i denti. L'anatroccolo spaventato urlò con tutto il fiato che aveva in corpo, il suo viso si trasformò in una maschera di dolore. Il cane lo fissò per alcuni istanti e incominciò a correre a gambe levate urlando: Vittorio, aiuto, il demonio, che cosa brutta, sta cosa legge! Aspiro, essere brutto può avere i suoi vantaggi. Grazie Dio per avermi fatto così. Si fece piccolo mentre i pallini fischiavano e sembrava che gli spari non dovessero mai smettere, e aspettò la notte ormai prossima.